Il governo non agisce e Regione Veneto pronta a varare una propria legge sul tema PFAS. Problematica ristretta al nostro territorio, la giustificazione dietro la quale si trincera il Ministero della Salute, che nelle scorse ore ha negato la necessità di fissare limiti nazionali per la concentrazione di PFAS nelle acque potabili, una decisione che non è piaciuta al presidente del Veneto Luca Zaia, che è andato all'attacco parlando di decisione scandalosa. Se ci fosse un limite nazionale ci aiuterebbe molto di più nelle cause, nei contenziosi, ma anche essere molto più aggressivi nelle azioni da fare. Un problema, quello degli inquinanti, che in Veneto è causato dalla mitene di Trissino nel Vicentino, ma che riguarderebbe con origini differenti anche altre regioni, Piemonte, Lombardia e Toscana. E proprio sulla miteni Greenpeace presenta un rapporto secondo cui l'azienda sapeva e non ha informato gli enti locali. A Zaia l'associazione ambientalista chiede di bloccare tutte le fonti di inquinamento da PFAS e di abbassare drasticamente i livelli di sicurezza della sostanza nell'acqua, che attualmente in Veneto sono tra i più alti al mondo, dicono. Il governatore annuncia novità a breve. Avremo delle novità la prossima settimana rispetto al tema dei limiti sull'acqua potabile.